Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla live streaming su YouTube del vostro maestro veneziano. Bene, sono un attimino in ritardo per via di situazioni di consulto. Bene, vediamo un po' gli amici che sono già in posizione. Ciao la Nunzia, la Lisa, saluto Persefone Underworld, insomma, chiedere la mia conviene. Egidio, e vediamo già che ci sono degli amici che sono collegati con noi. Intanto però il vostro Marietto, mentre stiamo aspettando anche gli altri che si collegano, cerca di linkare in altri, come si suol dire, in altri gruppi questa live mentre stiamo aspettando i nostri amici. Vediamo un po' se riesco a collegarmi in modo che posso fare arrivare più gente per la nostra Sibille Interattive live. Aspettate un attimino. Voilà, intanto grazie di essere già qui, cari amici, così facciamo le nostre sibille. Metto sui vari social che ci danno possibilità di linkare e condividere. Vediamo un po', un attimino, datemi 2 minuti e poi siamo subito da voi. D'ora in avanti saremo sul tubo. Sul tubo e vediamo un po' perché sul tubo i nostri amici sono contenti se ci vedono fare sibille. Voilà, 1, 2, vediamo qua. Un attimo, ancora 2 minuti, poi si parte. 3. E vediamo un po' altre. Aspettate un po' ancora. E va, bene. Ok, ho anche un bel like, Bene. Maria Elena. Bene, adesso iniziamo pure le nostre sibille interattive. Vi ricordo anche stasera alle 21:30 il The Guard nel suo canale sibille interattive con il The Guard alle 21:30. Se non sapete praticamente a raggiungere, bastate che andate sul tubo, scrivete The Guard e la trovate. Poi vi ricordo anche che abbiamo il sito capitano.artevista.org se volete scaricare dei circuiti radionici o degli ebook. Ne hanno già scaricati 150.000 di ebook, sono gratuiti e poi c'è anche una sezione shop. Bene, cari amici, iniziamo con la prima domanda. Allora, l'annuncio ci dice che ci vuole bene, grazie. Bene, e l'annuncio dice fare un consulto con me. Bravo, annunzia 20 euro, 45 minuti pagabili tramite PayPal. Ottima azione. Allora, vediamo un po' l'annunzia. Allora, a Sergio così freddo e distaccato da me, lui del 62, io del 63. Allora, c'è una situazione in cui l'annunzia ci dice che il Sergio è un po' distaccato, cosa succede? Vediamo un po'. Andiamo a indagare un po' tra l'annunzia e il nostro Sergio. Vediamo un po' l'annunzia e il nostro Sergio, cosa succede che è distaccato. Sibille interattive, ditemi cosa succede fra l'annunzia e il Sergio che è distaccato. Mercante e falsi. Allora, aspettate che prendo un po' il puntatore. Qua è un tipo che gli piace più prendere che dare. E racconta magari qualche lusinga, qualcosa che magari non è realistica. Quindi Nunzia, attenzione perché Sergio è un tipo che gli piace prendere a livello sentimentale, diciamo, e alcune volte le racconta un pochettino sopra le righe. Belvedere, nemico, mangi preziosi, sospiri. Allora, vediamo un po' il nostro Sergio. Il nostro Sergio qua.
mi sta combinando. Allora, qui vediamo che la situazione, Nunzia, c'è qualcosa, io ti vedo nel passato speranzosa, vedo qualcuno che sta lavorando contro di voi e che tutto quello che scegliete o sceglie lui dipende, o tu dipende da lui. Quindi il passato è stato un passato un po' fra il chiaro e l'oscuro. Occasioni mancate, magari un po' di superbia, perché mi sa che il Sergio un pochettino esuberante, mettiamola giù così. Il presente, ragione a te, allora, lui ha dei rimpianti verso di te molto importanti, c'è qualcosa da mettere a posto nel presente e vedo che lui sta pensando che tu sei un tesoro, tu vali molto e per lui ha mancato il bersaglio. È mancato il bersaglio, qui lo vediamo forte. C'è proprio qualcosa che Sergio non ingrana, c'è qualcosa nel Sergio che non ingrana e ti dico io perché non ingrana. Te ti vedo sicura, speranzosa ancora di ritornare eh, come ai vecchi tempi si suol dire, anche se nei vecchi tempi c'era qualche omaggio prezioso, qualcosa di buono, però vedo che c'è stato qualcosa che dovevate mettere a posto anche nel passato. Insomma, tutto quello che c'è stato nel passato dipendeva molto da questo Sergio qua. Nel presente io ti vedo molto sicura, lui vedo che capisce che tu vali molto, ha dei rimpianti e purtroppo c'è da mettere a posto qualcosa. Hai ragione te, Sergio, in questo momento vede che c'è qualcosa che non va e lo vuole mettere a posto. Nel futuro prossimo io vedo la situazione veramente impegnativa perché di nascosto, vedi, o lui si allontana, vedi, o lui si allontana, c'è qualcosa che, perché il ladro fa le cose di nascosto, ma il ladro va anche lontano. In questo caso qui entra in casa, però visto che già tu dai dei segnali che si vede che lui si vuole, tra virgolette, allontanare nel futuro prossimo, anche perché vedi è successo qualcosa che bisogna assolutamente mettere a posto prima che la situazione degeneri. E ti vedo malinconica. Se qui nel presente ti vedo ancora sicura, nel futuro ti vedo malinconica. Poi verrà un momento, questo nei 3 mesi futuri, poi ti vedo un attimino, Nunzia, che sarai vittoriosa, ti vedo che cercherai di mettere a posto le cose, però Nunzia, attenzione, perché sta per nascere un flirt. Vedo che il nostro Sergio molto probabilmente farà, tra virgolette, vedrà entrare in scena, o tu vedrai entrare in scena, una figura molto probabilmente giovane, e dopo ti dico per quale motivo giovane e lì bisognerà mettere a posto le cose. Vedi, è una rincorsa perché ti vedo qua sempre fiduciosa, vittoriosa fra 3 mesi e qua però entrerà in scena un flirt, qualcosa del genere che bisognerà assolutamente mettere a posto per il semplice fatto che vedi c'è qualcosa che sembra che vada nella direzione di qualcosa di importante per il Sergio. Quindi il passato c'è stato qualcosa che bisognava mettere a posto, non dipendeva da te. Nel presente lui vede che vali molto, ha dei rimpianti di quello che ti ha fatto, ma succederà qualcosa che bloccherà un po' la situazione. Però ti vedo sempre molto, molto positiva. Nel futuro 3 mesi vedo che lui farà qualcosa di nascosto e tu resterai molto male, però ancora avrai il coraggio di saltare di nuovo in sella, molto probabilmente perché entrerà in scena una donna fra 6-9 mesi in cui bisognerà mettere a posto qualcosa perché il nostro Sergio penserà di fare l'affare. Penserà di fare l'affare. Il finale com'è? Il finale vedo che entra in scena, non so se Sergio ha una figlia oppure entra in scena una donna a cui lui annelerà, ma noi l'abbiamo già vista qui entrare in scena. Qui noi abbiamo visto una persona che entra in scena. Quindi qui vedo che ci sarà da mettere a posto qualcosa. E poi vedo questa donna che la si ritrova qua, vedo che in casa arriveranno dei messaggi e ci sarà un cambiamento. Quindi
tu mi fai la domanda, perché Sergio è un po' così? Sergio è un po' così per il semplice fatto che nel presente lui vede che tu vali molto, sei una persona che ha qualità e ha dei rimpianti anche magari per certe cose che ha fatto, però vedo che sta arrivando una catastrofe, ti vedo fiduciosa, poi vedo ancora praticamente che lui di nascosto farà qualcosa che ti lascerà un pochettino molto triste, ma ancora sarai ancora in grado di saltare in sella alla situazione, essere vittorioso. Però poi vedo fra 6-9 mesi entrare in scena un flirt che bisognerà mettere a posto per il semplice fatto che se no si consolida in qualcosa di importante. E questo flirt, vediamo qua, una giovane donna e molto probabilmente c'è qualcosina da mettere a posto, vedi messaggi, cambiamenti. Penso che nei prossimi mesi ci sarà veramente un cambiamento. E attenzione, Nunzia, attenzione perché qui la situazione la vedo molto, vedi, queste due carte ci fanno capire che sarà un flirt molto solido. Quindi attenzione, e attenzione adesso presente, perché vedo che fra un po' arriva una botta, anche se lui vede che sta per perdere qualcosa di molto prezioso. Bene, quindi molto probabilmente di nascosto c'è in arrivo un flirt, potrebbe esserci. Bene. Andiamo avanti con le prossime domande delle nostre amicizie. Vediamo un po'. Lisa, intanto saluto anche altri amici che c'hanno la Paola, l'Anna, la Marilena, la Rosa. Bene, vediamo un po'. Lisa, buonasera. Potrei sapere se dopo tanti anni di solitudine troverò la persona giusta? Sono completamente sola da 8 anni. Lisa, Lisa del 70. Lisa del 70, eh? Lisa del 70, vediamo un po'. Lisa del 70, vediamo un po'. Aspettate che vado col bimbi, ho il bimbi che sta facendo il risotto. C'è il bimbi che sta andando. Allora, vediamo un po' la nostra Lisa, se arriverà qualcosa di buono per lei. Sibille, ditemi se per Lisa arriverà qualcosa di buono e sola. Allora, militare e artista. Beh, diciamo che se la domanda c'è in giro qualcosa di buono per la nostra Lisa, vediamo che effettivamente o è un militare che ha delle qualità o diciamo che in effetti bisogna vedere come si leggono queste due carte. O bisognerà ancora lottare e alla fine arriverà qualcuno che ha delle qualità, oppure potrebbe essere un militare che ha delle qualità. Ma vediamo un po' nel passato la nostra Lisa, nel presente, arriverà qualcosa di buono. Allora, vediamo un po' per la nostra Lisa. Allora, il passato vediamo prigioni, fedeltà, allegrezza, poi abbiamo la nostra carta della gelosia, la stanza. Beh, nel passato, va bene che Lisa ha 18 anni, però diciamo che qualcosa di importante c'è stato, qualche blocco, qualche litigata e diciamo Lisa, qualche bel... certo si parla di 8 anni fa perché dici che sei un attimino da 8 anni sola e quindi stai informandoti se arriverà qualcosa di nuovo, interessante. Beh, io direi che adesso qualcuno c'è, qualcuno in arrivo c'è, però devi stare attenta che c'è anche una nemica, magari questo qualcuno è sposato o ha una compagna, che però devi stare attento alla nemica. Quindi riceverai sicuramente un avviso, qualcosa di importante,
una comunicazione importante da questo spasimante. Quindi c'è qualcuno che sta viaggiando verso di te e che si farà sentire anche una persona molto decisa, però devi stare, forse anche più di uno. Vediamo, uno e due, potrebbero essere o due persone, uno che è più però avido, è più una persona avida che una persona, come si dice, più avida che una persona che sa dare, invece uno che sa dare più cose. Quindi sono due persone, io direi. Nel futuro, vediamo un po' come succede fra 3 mesi. Io vedo qua che raccoglierai i tuoi frutti. Questi 8 anni, a un certo punto, incomincerà a cambiare la nota, fra 3 e 6 mesi. Vedo che tu hai sofferto molto, come hai detto, qui vediamo praticamente gelosia, qui nei prossimi 3 o 6 mesi vediamo che comincerai a raccogliere i frutti. E la morte, però, fra gran consolazione, qui ci sono le due carte più fortunate. Allora, e la morte sarà un cambiamento positivo. Quindi cosa vuol dire? Raccoglierai, perché vedi la rete dell'operaio, del pescatore che raccoglierà i suoi frutti e sicuramente incontrerai veramente qualcuno di valido 3 o 6 mesi. Incontrerai qualcuno di valido e vedi la fortuna è una entità che un po' te lo sei meritato, un po' no, però io direi che te lo sei meritato. Quindi incontrerai sicuramente nei prossimi 3 mesi qualcuno di estremamente valido, che lo vediamo già in viaggio, quindi non devi temere. Poi nel futuro prossimo, cosa vediamo? Vediamo un cambiamento di nascosto qualcuno che parlerà male. Quindi, diciamo così, adesso nel presente è in viaggio e ne arrivo qualcuno, anzi forse più di uno. Quindi tu raccoglierai molto probabilmente e avrai sicuramente qualcuno di importante vicino che vediamo qui, o un mercante o veramente qualcuno di valido. Saranno due molto probabilmente. Raccoglierai molto probabilmente un colpo fortunato, veramente qualcuno di importante, però dopo ci sarà un cambiamento, perché di nascosto, no, delle persone parleranno male. E qui il finale com'è? Nei prossimi massimo 6-9 mesi, no? Vedrai che ti diranno delle cose che non sono vere, sarai malinconica, però alla fine sarai vittoriosa e sarai allegra, allegrezza di cuore. Quindi alla domanda se incontrerai qualcuno, io dico che nei prossimi 3, massimo 6 mesi incontrerai veramente qualcuno di valido, sei una donna fortunata, poi ci sarà un cambiamento di rotta che magari tu non saprai gestire, qualcuno che dirà cose che non sono vere, resterai male, però alla fine sarai vittoriosa. Vedi, queste sono due carte che alla tua domanda se incontrerai qualcuno di valido confermano sì. E queste qua sono le carte migliori che potevano uscire. Ci sono uscite le due carte più fortunate nel mazzo, quindi direi di sì. Attenzione perché adesso potresti avere un'amica che è una nemica, il che cercherà di colpirti, ma non riuscirà a fermare l'incontro di queste due persone. Secondo me sono due persone, un mercante e una persona invece che veramente sarà facile. Quindi, Lisa, buona fortuna. Vedo già che sta arrivando qualcuno di importante. Bene. Allora, vediamo un po'. Esatto. Vediamo un po'. Andiamo avanti con le prossime domandine. Allora, scusate, ma devo capire che nome è questo qua perché sono un po'. Persefone Underworld. Persefone Underworld, no? Buonasera a tutti. Chiedo gentilmente se la mia convivenza con Roberto proseguirà. Io Mara dell'87 e lui Roberto del 58. Allora, scusate un attimino che devo fare mente locale. Allora, buonasera a tutti. Chiedo gentilmente se la mia convivenza con Roberto, lui Roberto del 58, e io Mara dell'87 proseguirà. Quindi ho letto bene. Fatemi vedere se le date sono giuste, se sotto qualcuno. Bene. Vediamo un po' se Mara e Roberto. Vi ricordo questa sera, se non riesco a rispondere a tutti, alle 9 alle 21:30 il legale nel suo canale.
YouTube, se non sapete chi è, Anna, l'ho cercato sul tubo. Vediamo un po' Roberto e Mara. Mara dell'87 e il nostro Roberto 58. Se la convivenza proseguirà. Vediamo un po'. Casa, beh, casa è sicuramente fortuna. Beh, il taglio insomma, è la carta più fortunata che c'è nel mazzo, questa qui è il top di gamma, e la casa intimità, focolare, sicurezza. Ma sei una donna fortunata, tu che ti dica. Sembra che abbia Roberto grandi qualità. Vediamo un po' il passato, vediamo il presente. E adesso, Mara, la situazione com'è? Nel passato vediamo che Roberto, visto che tu hai delle grandi qualità, poi sono arrivati dei messaggi nel passato, sono arrivati parecchi messaggi, ti è arrivato un messaggio forte che bisognava mettere a posto qualcosa. Lui ha capito sicuramente che tu vali molto, però sono arrivati dei messaggi che ti hanno fatto capire e ti vedo piangere molte volte. Quindi vedo, no, che sei stata avvertita o c'era qualcosa da mettere a posto, perché io qui ti vedo che c'era, che capivi che bisognava mettere qualcosa, che sospiravi e poi subito piangevi. Quindi nel passato, molte volte, molto in mente, ci sono stati momenti che ti arrivavano dei messaggi che ti facevano capire che bisognava mettere a posto qualcosa. Sebbene lui capisce, Roberto, che hai un grandissimo potenziale. E poi ti vedo piangere e quindi nel passato recente, molto probabilmente, c'è stato qualche allarme, qualche campanello di allarme che ti faceva capire che la situazione poteva cambiare un pochettino. Nel presente vedo che c'è un'unione stabile, apparentemente, e molta leggerezza. E da lontano, non so se è la figlia o una giovane donna che frivola, potresti essere tu, potrebbe essere qualcun altro, ma vedo che c'è questa figura femminile importante che entra in scena nel presente. Quindi la stabilità dell'unione c'è, della convivenza, però magari con qualche tocco di, diciamo, questo Roberto qui diciamo che ha qualche tocco artistico molto accentuato, molto probabilmente anche a livello sentimentale, e vedo che entra in scena purtroppo, o per fortuna, dipende dal punto di vista, magari o è la figlia o sei tu, insomma c'è una donna che Roberto guarda. Roberto guarda una signora giovane. Questa signora giovane è una donna che può scegliere o lanciarsi o stare nella sua vita. Quindi nel passato tu hai avuto dei segnali in cui eri un attimino in apprensione, nel presente io vedo che c'è un contratto serio, voluto, però vedo anche che c'è leggerezza e Roberto che guarda una persona giovane che può scegliere. Poi vedo che sta entrando nella vostra vita un nemico che vuole sabotare un po' la vostra convivenza. Quindi vediamo in questa presenza, in momento presente, vediamo questa carta dell'unione che è la più bella e quindi un sodalizio fra di voi, ma per via di leggerezze entra in scena una donna giovane. Una donna giovane è anche un nemico. Questa donna giovane ha il potere di scegliere se magari guardare Roberto o se guardare da un'altra parte. Nel futuro cosa vediamo? Vediamo che ci saranno delle cose da mettere a posto con questo signor Roberto e vediamo che lui è pensieroso, molto pensieroso per via magari di materialità o magari di un bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, nel senso che ci sarà da mettere a posto nei prossimi 3 mesi, appunto perché la tua domanda era se ci sarà una continuazione a convivenza. Io vedo che fra 3 mesi ci sarà proprio un blocco, uno dei più blocchi più tremendi che si possa
trovare, perché bisognerà mettere a posto alcune cose. Quindi nei prossimi mesi, attenzione, perché ci dovrebbe essere qualcosa da mettere a posto. E lo vedo molto pensieroso. Questo Roberto vedo molto pensieroso perché? Perché entra in scena una donna sposata e vedo anche che Roberto prenderà un brutto colpo nei prossimi 3-6 mesi. Una donna sposata. Vedi, questa carta qui sta a indicare che entrerà in scena una donna sposata che non so se è la moglie di Roberto o la mamma, potrebbe essere la mamma di qualcuno, insomma, entrerà in scena una donna forte e ti vedo pensierosa e malinconica. Ti vedo pensierosa e malinconica, quindi diciamo così, un riassunto. Lui vede che sei una persona importante per lui, però arrivano dei messaggi da più parti che ti fanno capire che bisogna mettere a posto qualcosa e tu piangi. Nel presente il sodalizio sembra molto forte, quasi magari avete fatto anche un contratto, però la leggerezza che c'è fa guardare Roberto una donna giovane che può scegliere se sì, se no. E anche un nemico. Nei prossimi 3 mesi per la vostra unione vedo un grande problema e vedo Roberto molto pensieroso, molto probabilmente perché c'è qualcosa da mettere a posto anche a livello finanziario, qualcosa del genere. E poi lo vedo cadere in un grande problema dovuto a una donna sposata. Non so se Roberto è sposato, non so, però c'è questa dinamica, entrerà in scena una donna sposata o ex sposata e poi vediamo la nostra Mara molto giù di tono, la vediamo un attimino malinconica. E poi il finale com'è? Il finale è che ti vedo vittoriosa, no? Sicura di te, però vedi, entrano in scena un'altra donna, entra in scena e questa donna qua fra 6, 9, 12 mesi massimo, ma dir tanto, la ritroviamo dove? Qua. L'abbiamo vista qui che poteva scegliere e adesso sta tranquillina, ma qui la vediamo, perché ti dico questo? Perché poi ci saranno cose dette e non dette e poi vediamo un cambiamento. Quindi questo cambiamento qua è da tenere in considerazione in modo molto importante. Quindi la tua domanda, se proseguirà la vostra convivenza, fra 3 mesi ci sarà un blocco importante. Poi, grande problema in cui Roberto, vedi, lo vediamo pensieroso, cadrà in uno stato di sconforto che dovrà mettere a posto con qualcuno sposata, tu molto abbacchiata, poi ti rivediamo di nuovo ancora sicura, ma però, vedi, c'è una terza persona che entra in campo, diranno cose vere e non vere, e poi definitivamente, vedi, qua e qua, due carte pesanti. Quindi la tua domanda, se ci sarà un proseguimento, insomma, sarà troppo impegnativo. Adesso sì, lo vedo, però fra un po' ci sono delle carte che stanno a indicare che ci sarà un cedimento, un forte cedimento nella vostra convivenza. Una vostra convivenza sarà veramente difficile, anche perché entra in scena un'altra persona. Bene, cari amici, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Abbiamo fatto la nostra mezz'ora. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegalla Marietta Veneziana, di venirci a trovare nei nostri gruppi social. Vi ricordo che in Face abbiamo anche aperto, come si suol dire, abbiamo riattivato un sito che si chiama, un gruppo che si chiama Radionica, Radiestesia, Terologia ed Ermetismo, in cui anche lì alcuni giorni a settimana faccio delle sibille interattive gratuite. Eventualmente, se volete un consulto, sono 20 euro 45 minuti, pagabili solo tramite PayPal. Eventualmente anche il Degarda, sempre stesso prezzo, 20 euro 45 minuti, e la trovate su Face oppure in internet su YouTube. Grazie cari amici e alla prossima.